Sono molto contento di parlare a Venezia per le ragioni appena dette e ringrazio l'Istituto sia per questo convegno sia per l'ottima, splendida iniziativa dell'edizione di Venezia Senati. I 47 registri del Senato misti, che sarebbero 60 se i primi 14 non fossero andati combusti nel 1574, sono dunque 47, i primi fino al 1381 sono oggetto dell'edizione che qui celebriamo. Questa serie dello Statuto Misti è estremamente rappresentativa dell'immagine di un archivio pubblico ben ordinato. L'abbiamo vista ieri, alcune foto del fondo come entità materiale. Un archivio pubblico ben ordinato è costituito per il 90%, a dir poco, da file di registri più o meno simili, numerati progressivamente, disposti in bell'ordine, della stessa misura, come una biblioteca. Questo è ciò che l'idea di archivio, un archivio ben ordinato, è bene ripeterlo, evoca immediatamente. Le cose cambiano se proviamo ad andare indietro nel tempo. Se andassimo a 800 anni fa, al 1221, anzitutto l'archivio dovremmo andare a cercarlo, perché non esisteva l'archivio come luogo. Esisteva la sagrestia della chiesa, il convento e simili. Un armadio, una cassa e via dicendo. Inoltre quest'archivio inesistente lo vedremmo composto da una quantità più o meno grande di carte, e intendi fogli singoli di pergamena. Con molta pazienza potremmo trovare qualche pezzo composto da 2 bifogli, da un fascicoletto, da un rotolo e simili. Ma anche qui la dominanza assoluta spetta ai fogli singoli di pergamena, ai documenti, come li intendiamo noi. E appunto dopo quel 1221 di 800 anni fa, dunque, che avviene il passaggio, un passaggio da un deposito di carte a un insieme di registri, dall'archivio inesistente all'archivio come luogo e come istituto. In quel secolo prende forma l'archivio pubblico come lo intendiamo oggi. Se si guardano, per andare alla cronologia, quelle sequenze di registri che dicevamo, si noterà che i primi della fila risalgono al più presto alla metà del 200 o poco prima, come nel caso di San Gimignano. Da allora, da questo incipit, più o meno metà del 200, la scrittura in registro, la scrittura corrente e seriale, ieri diceva Orlando, aperta, è rimasta una risorsa fondamentale di tutte le forme di Stato, da quelle embrionali a quelle moderne. E dunque con quel passaggio alla documentazione originaria, la documentazione come strumento di legittimazione e di titolarità di poteri, che è sempre stato il principio fondante del documentare, si affiancò un altro tipo di documentazione, la documentazione come strumento di governo, il che significa, in parole povere, l'invenzione dello Stato come struttura amministrativa e burocratica. Prima i potenti governavano attraverso l'emissione di documenti, tra virgolette, sovrani, documenti intermittenti, secondo occasioni e opportunità, emessi dalla cancelleria o quello che era. Dal 200 in poi, invece, i detentori del potere e gli stati, le repubbliche, le signorie e simili, continuarono sì a far scrivere documenti, ma ad essi aggiunsero la produzione, l'uso e la conservazione degli atti correnti di governo. La documentazione all'antica, questa è una battuta di Cammarosano, è come una fotografia.
La documentazione antica infatti fotografa quello che si verifica in quel determinato giorno, in quel determinato luogo, tra quelle determinate persone. Il documento è come uno scatto che ferma sulla carta quella res gesta. La documentazione moderna, invece, riproduce l'andamento quotidiano degli atti correnti di governo, ad opera delle istituzioni, degli uffici e degli addetti alla scrittura che costituiscono lo Stato. I registri fanno di quelle sequenze di atti, di acta, questo è il termine preciso, per esempio gli atti di uno stesso anno, fanno di queste sequenze una unità materiale. Un'unità materiale che, lo sappiamo bene, cresce nel corso del tempo. Si comincia con un fascicolo, un quaterno, se ne aggiunge un altro e ancora altri finché non si chiude l'esercizio. E a loro volta queste singole unità materiali, di solito per anno ma non sempre, costituiscono delle serie compatte, coerenti, ordinate. Tutto ciò sempre si è inteso in via di principio. Questa innovazione fu tutta e solo italiana. Essa infatti si deve ai comuni dell'Italia centro-settentrionale e fu il risultato dell'incontro tra un dato culturale e un dato politico. Il primo, il dato culturale, è la straordinaria duttilità culturale dei notai. Il secondo, il dato politico, è il dinamismo del giovane Stato cittadino. Da questa peculiare combinazione che riguarda l'Italia centro-settentrionale, le città dell'Italia centro-settentrionale, poi naturalmente questo modello si espande anche in Europa, come è stato appena detto da Tanzini, ma la priorità e la genesi è italiana. Una delle cose interessanti di questa origine è che tutti questi registri sono scritti per un buon lasso di tempo in latino, e questo dobbiamo sempre ricordarcelo perché l'uso del latino, che è riservato naturalmente solo al notaio e non a tutti gli altri soggetti che intervengono nelle pratiche di governo, complica enormemente quel sistema di comunicazione e di uso della parola che è tipico dei regimi comunali, perché ci deve essere sempre un avanti e indietro tra la parola detta, la parola scritta e il ritorno e così via. Immaginate dunque una cosa abbastanza complessa che deve essere determinata e dominata da persone in grado di farlo, e queste persone sono i notai. Ecco una buona descrizione di ciò che avvenne è di Jean-Claude Mervigueur, Cavalieri e cittadini, del 2004. Leggo: nello spazio di una generazione, a partire dagli anni centrali del 200, il comune sconvolge da cima a fondo la tradizionale prassi amministrativa, e io direi documentaria, sostituisce la pergamena volante con il registro di carta, anche di pergamena, e si dota di un apparato burocratico in grado di registrare tutti gli atti emessi dai suoi magistrati. Ogni giorno un piccolo esercito di notai si prodiga a compilare in tutti i settori dell'amministrazione comunale pagine su pagine di registri che verranno poi archiviati e si accatasteranno in stanze adibite all'uopo nei vari palazzi comunali. Questa genesi comunale e italo-centro-settentrionale della documentazione in registro è bene dichiararla subito e con decisione per dissipare certe genericità, addotte per esempio anche da me in un saggio di qualche tempo fa. Si rischia di addurre delle motivazioni, i cosiddetti contesti, che con quella genesi non c'entrano nulla. Per esempio la rivoluzione documentaria è un fenomeno del XII secolo, fu sviluppato magnificamente da Michael Clancy, il passaggio dalla memoria alla documentazione scritta, from memory to written record,
una rivoluzione anzitutto quantitativa. Le dimensioni della documentazione aumentano a dismisura nel XII e continuano ad aumentare nei secoli successivi. E va bene. Durante il XII secolo sempre si ebbe anche un radicale cambiamento delle strutture documentarie, almeno a livello della contrattualistica privata, della documentazione meglio privata. Sappiamo tutti che si passa da un regime molto fisso, molto vincolato e imperniato sul binomio carta-notizia a una pluralità ingovernabile di documenti di tutti i tipi portata dall'instrumentum che è narrativo e quindi è in grado di raccontare e con ciò di provare tutto, qualsiasi cosa abbia un minimo sentore di giuridicità. Altri fattori che si invocano di solito: l'aumento dell'alfabetizzazione dei laici, portata dall'immissione nel campo della comunicazione scritta della scrittura del volgare, la riduzione del monopolio ecclesiastico sulla conservazione documentaria, questo è un tasto su cui Camarosano batte da sempre, i processi che attengono alla cultura giuridica, la rinascita del diritto romano, i processi di uniformazione e codificazione e così via, la costruzione dell'unità politica dei regni. Tutto vero, ma il processo che ci interessa con queste cose non c'entra nulla. La ragione di esso, di questa rottura, di questa rivoluzione, è politica e il contesto culturale e istituzionale è quello che ho detto, comuni e notai. Faccio una breve, ma non tanto breve, storia della invenzione di questa rivoluzione, del trovamento di questa rivoluzione. Si cominciò a riflettere su questo fenomeno negli anni '80 del secolo scorso. Inutile dire che ci sono dei precedenti, qualcuno che l'aveva scritto e che l'aveva detto, ma questa cosa diventa un perno, un cardine della storiografia comunalistica dagli anni '80. Il merito è di Jean-Claude Merviguer. Naturalmente la documentazione e il registro era da sempre fonte privilegiata per gli storici delle istituzioni, dell'amministrazione, dell'economia e così via. Il caso Veneto, detto così bene ieri da Varanini, lo dimostra ampiamente. Queste fonti erano da tempo all'ordine del giorno della storiografia. Ma altra cosa è il riconoscimento di una novità che riguarda le forme della documentazione. Il là lo diede dunque uno storico dei comuni, Merviguer, e non un diplomatista. Questo la dice lunga. La prima avvisaglia risale al 1982 e si ebbe col catalogo della mostra su documenti e archivi per l'8° centenario della nascita di Francesco d'Assisi. Queste sono cose che dico io, può darsi che non siano vere, ma almeno appartengono anche all'autobiografia di un ricercatore. Qui a pagina 59 c'era una paginetta di Merviguer intitolata Forme di governo e forme documentarie nella città comunale. Lui stesso, Jean-Claude, molto tempo dopo, incrementò questo tema con il saggio, peraltro poco più ampio, solo 9 pagine, Révolution documentaire e Révolution scripturaire, il caso dell'Italia medievale del 1995, negli atti dell'École des Chartes. Questo articolo prendeva lo spunto dal libro di Camarosano. Di questo percorso di Jean-Claude Merviguer ha scritto di recente molto bene Giampaolo Francesconi in un libro celebrativo proprio del lavoro dello storico francese nel 2014. In quegli stessi anni '80, è bene ricordarlo, prendeva l'avvio la grande iniziativa di Hagen Keller e il suo progetto di ricerca sulla scrittura pragmatica, la scrittura della prassi. Lui stesso, a partire dal 1986, è il manifesto programmatico di questa ricerca, sviluppava le proprie ricerche appunto in quell'ambito che stiamo delimitando.
E questa scrittura della prassi, non l'ho mai scritto ma mi incuriosisce, mi ricorda tanto un'opera di Arrigo Castellani, grande storico della lingua italiana, i testi fiorentini di carattere pratico. Ritorna questa prassi e così via, che è un modo altro di definire la scrittura documentaria. Noi la chiamiamo così, che è una scrittura pratica per eccellenza. La storiografia comunale italiana, dopo Merwiger e Keller, ha portato a altri risultati che tutti voi conoscete, sono anche ben rappresentati da chi siede a questo tavolo, e faccio fra gli altri i nomi di Enrico Artifoni, di Massimo Vallerani e di Giuliano Milani, che parlerà tra poco. Vallerani cominciò dalla documentazione giudiziaria e a proposito di documentazione giudiziaria mi piace ricordare il primo volume della collana Fonti medievali italiane, dirette da Paolo Cammarosano, che è uscito con soli 2 volumi, a mia conoscenza. E questo era il primo di Elena Maffei sul processo criminale in età comunale, quindi prendeva in esame sia i contenuti, sia le forme della registrazione degli atti delle curie criminali. Giuliano Milani inaugurava una nuova prospettiva con il governo delle liste nel comune di Bologna, un articolo del 1996, un governo che si fa attraverso le liste, e le liste a loro volta sono un tipo di registrazione che non ha nulla a che fare con la documentazione tradizionale. E questo tema delle liste è stato ripreso di recente nel volume curato da Isabella Lazzarini e Giuseppe Gardoni del 2013 per i 100 anni di studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli, ripreso, dicevo, da Massimo Vallerani, che ha tirato fuori una serie magnifica di documenti in forma di lista con motivazione politica, patrimoniale, fiscale, ma politica anche in senso stretto, che si riscontra in comuni dell'Italia settentrionale già a partire dagli ultimi del XII e che poi ha un buon sviluppo nella prima metà del 200. Quindi questo senza dubbio è un fenomeno incipitario dei più ampi sviluppi che partono più avanti. Ultimo tema è quello dei consigli. Protagonista è chi siede a questo tavolo, Lorenzo Tanzini, ma anche a questo proposito è bene ricordare un volumetto molto utile, secondo me, non so se i dati siano proprio precisi, per esempio mi pare che non cita San Gimignano 1232 ma 1237 per dirne una, che è quello di Massimo Sbarbaro, Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani, che è il secondo volume di quella serie diretta da Paolo Cammarosano per le edizioni di Storia e Letteratura. Quei volumetti gialli, non so se ce l'avete presenti, ma era una collana che prometteva assai bene e che si è fermata subito. Guardando un po' più avanti, mi piace almeno queste cose da storico anziano, sanno un po' di amarcorde, quindi mi piace ricordare gli amici, quelli con cui... Per andare un po' più avanti ricordiamo almeno l'interesse che a questi temi hanno portato e portano Gianmaria Varanini e Isabella Lazzarini, con alcune splendide pubblicazioni. Naturalmente parlo non di questa documentazione nel merito, nel contenuto, come fonte, ma sempre di questa documentazione come forma. E a questo punto ci si chiede che fine abbiano fatto i diplomatisti, che avrebbero dovuto essere i protagonisti di questi sviluppi. Alcuni forse sì, ma altri in genere no. Si pensi per quegli anni 70-80 alla battaglia di Robert-Henri Bautier, una sua campagna per l'allargamento della diplomatica a tutte quelle che lui chiamava pièces d'archive, tutti i pezzi d'archivio, comunque sia, proprio per la concezione dell'archivio come deposito di scritture pubbliche. E
La diplomatica dovrebbe studiare la documentazione pubblica, per l'appunto. È del 1984 di Bautier, una sua relazione con un convegno, Proposition méthodologique pour la diplomatique du bas, si dirà, bas Moyen Âge. Una campagna, questa di Bautier, molto osteggiata in nome dell'ortodossia disciplinare della diplomatica. Perché in effetti i libri, i registri, i quaterni vivi, aperti, che si completano a poco, non rientrano negli schemi interpretativi strutturali della diplomatica e la mettono in crisi. Di fronte a un libro in cui sono verbalizzate, per esempio, le riunioni dei consigli di cittadini, oppure di fronte a un fascicolo di atti giudiziari, oppure di fronte a un libro di estimi, il diplomatista non sa che pesci prendere, non ha punti di riferimento. E però è questa la documentazione che per eccellenza denuncia la ricchezza della documentazione, del fenomeno documentario, la capacità del fenomeno documentario di adattarsi alle esigenze nuove, di inventarsi forme nuove. Parlo sempre dei notai, non delle strutture documentarie. E quindi è un'occasione splendida per i diplomatisti, dovrebbe esserlo, per valorizzare appieno le risorse interpretative della propria arte, dell'ars diplomatica. Invece non abbiamo tutta questa voglia. A proposito dunque della diplomatica, però, mi piace ricordare un precedente lontano, del 1968-69, quando un giovane Armando Petrucci insegnò diplomatica per 2 anni o di seguito poco distanti, questo 68-69 è uno dei due, presso la Scuola dell'Archivio di Stato di Perugia, invitato da Roberto Abbondanza. Un'epoca gloriosa. E Armando Petrucci, in un corso dunque di diplomatica totale, non diplomatica comunale, fece un sottocorso di diplomatica comunale, appunto, e di quel corso ho gli appunti, e qui Petrucci introduceva, dal punto di vista ancora una volta formale e diplomatistico, la nozione di atti redatti in originale direttamente in registro, e ancora documenti originali in forma di registro, e ancora registri originali. Con questo aggettivo originale è evidente che c'è una matrice diplomatistica dentro questi discorsi, no? Perché si valuta la documentazione come pubblica, autentica, originale, per l'appunto. In queste dispense Petrucci classificava 7 o 8 tipi di documento comunale, che ripetevano un po' il sommario degli studi e ricerche di diplomatica comunale di Torelli, questa pubblicazione proprio che originaria. Proviamo dunque a fare un discorso disciplinare. E un discorso cioè sul documento come fatto di cultura e prassi. È un discorso che investe la professionalità notarile come esito di processi storici di più o meno lungo periodo. L'ho fatta complicata, ma insomma si tratta anche di trovare le tracce nelle epoche precedenti che potrebbero aver condotto per via di continuità, di evoluzione, di sviluppo a questa nuova forma di documentazione e di scrittura. Un primo elemento invocato per esempio da Giovanna Nicolai è la tradizione tardoantica, e specialmente di età giustinianea. In un suo saggio di Giovanna Nicolai del 2002, gli Acta basso medievali, comparativismo sul lungo periodo fra età antica e basso medioevo, si legge per esempio: gli acta come tipo di documentazione sono antichissimi.
così come è antichissima la loro forma materiale di inquadramento e cornice, a fascicoli, cioè, e a libro, non su pezzi singoli di pergamena. Questa forma materiale, invece, sottolinea Giovanna Nicolai, sembra talvolta ricondotta dai diplomatisti, chissà a chi si riferisce, all'età basso medievale, in particolare al mondo comunale. Poi però in qualche pagina successiva Giovanna concede la novità assoluta di nuovo dei registri di età comunale e di matrice comunale soprattutto. Però c'è questo precedente che risale a un'area bizantina e dato che si parla di specificità o non di Venezia, chissà che non torni utile per altri. Io sono del tutto scettico sull'idea di una continuità così lunga che in maniera carsica attraversa secoli e secoli e rispunta da qualche parte. Una continuità la si può vedere per esempio nei documenti in forma di elenco, nelle liste appunto che ho evocato prima. E qui si può fare riferimento ai brevia dell'età alto medievale, dove la parola breve indica appunto elenco di tante unità uniformi, omologhe. L'esempio migliore di questa documentazione in forma di elenco è in un famoso libro delle fonti per la storia d'Italia del 1979, Inventari altomedievali di terre, colonie e redditi, che fu curato, se ricordate bene, da Castagnetti, Luzzati, Pasquali, Vasina. E si tratta di un'opera che mise insieme questi appunto inventari redatti soprattutto in ambito monastico ed episcopale dell'Italia settentrionale, al massimo padana. Si trattava di 16 testi tra la fine del IX e l'inizio dell'XI secolo, che evidentemente non sono documenti in senso stretto, ma sono liste, redatte dunque con combinazioni e soluzioni materiali diverse, le 2 o 3 o 4 colonne, i bifogli piegati, un fascicoletto e così via. Una tipologia di fonti, dunque, che riguarda soprattutto questi patrimoni, libri di scienze e dintorni, un tipo di documentazione che è stato poi successivamente incrementato soprattutto da documenti pavesi per merito di Cau e Ansani. Alcuni di questi documenti in forma di elenco hanno proprio composizione e struttura libraria. E se parlo di libro parlo essenzialmente del codice, cioè di un libro composto da fascicoli sovrapposti uno all'altro, di solito quaterni, e quaternus è una delle formule di rito dei notai comunali per descrivere i propri registri. Anche questa dei documenti in forma di elenco e in forma di libro è una categoria piuttosto antica. Il primo è il breviarium, che significa raccolta di brevia, cioè di elenchi, dei possedimenti meridionali della chiesa di Ravenna. È della fine del X secolo e tutti la conoscono col nome di Codice Bavaro, perché è conservato a Monaco di Baviera. Il titolo è Breviarium, e cioè serie di brevia, territori arimini, senogali e Italiorum locorum, che è un libro papiraceo, un esempio rarissimo di libro papiraceo. Il papiro, come sapete, non era adatto ad essere cucito in fascicoli e anche questo denota il fatto che si tratta sì di un libro in forma di codice, per dir così, ma di carattere documentario, quindi altro rispetto al codice vero e proprio che era sempre, ormai da tempo, in pergamena. Questo breviarium, ovvero codice bavaro, è il primo esempio dunque di libri che riportano la registrazione di dati
di carattere patrimoniale, censuale e via dicendo, che arriva a grandi e importanti risultati tempo dopo. Il più famoso è il Domesday Book, il libro dei giudizi di Guglielmo il Conquistatore, che dovrebbe risalire al 1086, ma forse a qualche tempo dopo. E molto più avanti nel tempo il Liber Censum della Chiesa Romana, cencio camerario dell'inizio del XIII secolo, al tempo di Papa Innocenzo III. Queste non sono raccolte di testi documentari, ma di dati documentari, e inaugurano e sono, come dire, gli esempi più alti dei libri dei censi, di cui si riempie l'Italia e l'Europa dei secoli XII e XIII. Capite che sono alla ricerca di tracce, elementi precedenti che possono poi avere una continuazione, uno sviluppo nella prassi dei registri comunali. Poi c'è la categoria dei documenti in libro, nel senso più stretto della parola, e qui vale una vecchia distinzione della diplomatica scolastica, per esempio già nel manuale di Cesare Paoli, la distinzione tra registri e cartulari. Per registri, dice Paoli, si intendono le raccolte in forma libraria dei documenti emessi da un certo soggetto politico, per esempio il papato. I registri dei papi sono le lettere emesse dalla Cancelleria Pontificia. Per cartulari si intendono invece le raccolte in forma libraria, sempre, dei documenti posseduti, ricevuti e quindi posseduti da quel certo soggetto politico. Se un comune o un monastero, prima, i grandi monasteri dell'Italia mediana, da Monte Cassino agli altri, insomma, a Casauria e via dicendo, Farfa, il Regestum Farfense, se costoro hanno una serie di documenti, li mettono tutti insieme trascrivendoli in forma di libro, trascrivendoli e magari intercalandoli e unendoli con un filo cronachistico, il genere delle cronache con documenti che vanta una magnifica letteratura. Si tratta in tutti questi casi di libri, dunque di complessi materiali, diversi dalla documentazione elementare in foglio singolo, complessi di libri che sono fatti di documenti, o che fanno riferimento ai documenti, libri dei censi, oppure a testi documentari. E quindi non fanno altro che riportare, ribadire, rinforzare la natura originaria, genetica, elementare della documentazione. Il documento singolo, quel documento. I cartulari ti presentano in ordini i più diversi una serie di fotografie, tante fotografie che tutte insieme costituiscono gli iura, i titoli di quel comune. I registri epistolari sono fatti di tante lettere, di tante unità elementari. I nostri registri sono un'altra cosa, non c'entrano nulla con questi precedenti, sono una rottura, sono una novità assoluta. Sono libri in cui non ci stanno tanti singoli pezzi documentari, ma tanti atti che si susseguono nel tempo e nelle pagine. Il documento diventa il registro, l'unità progressiva di tutte queste registrazioni. Lo si chiude alla fine dell'esercizio, ma il giorno dopo ricomincia. È la prassi che ha una continuità, sempre nei casi più astratti e assoluti, naturalmente. E qui bisogna discutere ancora una volta con Giovanna Nicolai, gli manderò naturalmente questo estratto, che scrive: negli acta sono disposte in sequenza singole unità documentarie, attenti alle parole, perché lei parla dei momenti di una stessa prassi come di unità documentarie. La sequenza riproduce l'attività continuativa di una qualunque magistratura nell'esercizio delle sue funzioni. Per esempio, è una unità documentaria la scrittura relativa alle deposizioni testimoniali prodotte in una certa causa.
È un'unità documentaria, una deliberazione, una reformatio comunale, posta a suo luogo nei quaderni della magistratura deliberante. È una unità documentaria la dichiarazione al catasto del tale, poi cucita con altre unità diplomatiche omologhe. No, non sono unità diplomatiche, documentarie, isolate, singole, che vengono semplicemente messe in serie. Gli atti di una magistratura, così come sono registrati in un registro unico, sono un'altra cosa. E le prove potrebbero essere due, una tipicamente diplomatistica ed è la sottoscrizione del notaio redattore. Se fossero tante unità documentarie, ciascuno degli atti che puntellano, per esempio, un registro giudiziario, avremmo ogni volta una sottoscrizione del notaio, che invece sottoscrive magari più volte al termine di una stessa causa, ma di solito alla fine del registro di un anno. Ne basta una sottoscrizione per dare autenticità a tutto ciò che precede. E la seconda cosa riguarda proprio i verbali dei consigli, ma anche altri tipi di documentazione. Se qualcuno vuole una riformanza in particolare che gli sta a cuore, che ne so, un convento che stabilisce le elemosine in suo favore, cosa si fa? Si fa un estratto dal libro delle riformanze. Il notaio incaricato delle riformazioni fa un estratto, e dire estratto significa che in origine non è un'unità documentaria, quella riformanza. Mi seguite? E ne fa una copia autentica. E ancora una volta registri, ma anche libri, cambiano i termini dell'autenticità documentaria. È un'autenticità che deriva appunto dall'essere emanazione diretta di un ufficio pubblico, anche se comunale, che conferisce autenticità a quel libro. Sì, c'è anche la sottoscrizione del notaio, ma è il registro in sé che si configura come documento originale, pubblico e autentico. Ricordiamo le definizioni di Petrucci. E una volta depositati nell'archivio pubblico, è l'archivio pubblico nel suo complesso che conferisce autenticità e pubblicità a tutto il proprio contenuto. Le pièces d'archive che Bautier voleva che entrassero nel recinto diplomatistico sono questo. È l'archivio che conferisce autenticità a tutte le proprie carte. E la battuta finale l'ho scritta e quindi ve la leggo. Nei comuni italiani la nascita della documentazione d'ufficio, la scrittura della propria attività in forma di registro e il rispettivo consolidarsi dell'archivio pubblico rivelano dei comuni una vocazione a governare e organizzare tutti i rapporti collettivi, a padroneggiare l'intero spettro della vita associata, a documentare l'intero spessore della propria attività. Quindi serialità, totalità, dinamicità, e questo è il dato qualitativo della nuova documentazione.